Seconda parte di 7 in punto, dal rugby adesso parliamo di basket e lo facciamo con il fiore all'occhiello del basket veneto, non ce ne vogliate perché parliamo di Humana Reyer, questa squadra strepitosa che è un po' l'orgoglio non solo dei veneziani e dei mestrini ma anche credo dei veneti. E per parlare di Humana Reyer iniziamo con il primo ospite di 3 interessanti ospiti, abbiamo anche dei giocatori, siamo riusciti a portarli in diretta questa mattina, ma iniziamo con Federico Casarin, direttore sportivo, ma lunga carriera anche di cestista, no? Buonasera a tutti. Allora, io ricordo la conferenza stampa di quest'estate, quando la squadra è stata praticamente quasi a parte un giocatore rinnovata. È stata un po' una scommessa, una sfida, adesso che siamo a stagione più che avanzata, si può dire una sfida che avete vinto? È stata una necessità perché la stagione scorsa non è stata molto positiva, si voleva cambiare, si è voluto puntare sulle persone, le abbiamo messe sempre al centro. L'importanza dell'atleta è fondamentale perché buoni atleti poi determinano anche buone squadre, però pensiamo che la persona, il carattere possa essere decisivo e questo ci ha dato ragione. A 2/3 del campionato siamo in una posizione di classifica importante grazie al frutto del lavoro, dello staff tecnico, dei ragazzi, quindi ci stiamo godendo questo momento sapendo che però il bello deve ancora arrivare. Posizione di classifica molto, molto buona, oserei dire, che potrebbe far ben sperare, oppure nel basket i giochi sono tutti aperti? È una posizione importante perché ti permette di giocare delle partite in casa, perché chiaramente il fattore campo è importante in questo campionato, però ha dimostrato la Coppa Italia dove le sorprese sono all'ordine del giorno, quindi dobbiamo affrontare ogni partita, visto che saranno ripetute perché giocheremo ogni 48 ore con il massimo dell'intensità e con il massimo della voglia e determinazione. Lei ha citato la Coppa Italia, proprio in Coppa Italia non si capisce come mai uno scivolone in Coppa Italia, poi con la stessa squadra una vittoria netta. Perché sono due competizioni diverse, la Coppa Italia è una competizione dove tutto in una notte, nel senso che si gioca una partita dentro e fuori. In una stagione normale si prepara, si arriva a una classifica e poi si determinano i play-off dove ci sono al primo turno 5 partite, quindi una squadra ha tempo anche di commettere un passo falso e ha la possibilità di riprendersi. Il fatto che vengano estratte le giornate in cui si giocano, posticipi, anticipi, insomma il calendario anche delle partite di basket deve rispondere ad esigenze televisive, in qualche modo complica la preparazione e quindi magari quando ci sono più impegni oltre a quelli di campionato anche di Coppa si rischia di avere la squadra stanca oppure di dover magari far scendere in campo una compagine diversa da quella fatta di titolari e quindi magari poi si incappa in questi scivoloni. Nella programmazione televisiva si sa per tempo, quindi le partite, il posticipo, l'anticipo si conosce. È chiaro che questo è un problema più importante per le squadre che disputano le coppe, perché giocando infrasettimanale hanno problemi organizzativi e anche logistici, perché magari hanno trasferte importanti in Russia e quindi il rientro. Però la forza di queste squadre è anche essere più lunghe, essere quadrate e di avere una sapienza nell'organizzare il tutto. Torniamo alla nuova Humana Reyer, quali le maggiori soddisfazioni delle scelte fatte? Io penso che la soddisfazione più grande di quest'anno sia quella di essere riusciti a fare ritornare, è sempre stato pieno il palazzetto, ma ritornare quell'entusiasmo che forse alla fine dell'anno scorso era un po' scemato. Perché chiaramente... Forse perché si giocava a Treviso? No, 2 anni fa si giocava a Treviso. Era scemato un po' perché chiaramente poi quando i risultati non sono quelli che ti aspetti un pochino, anche se l'entusiasmo della gente, della città, dei ragazzi, perché dobbiamo ricordare che la prima squadra nostra è, diciamo, il fiore all'occhiello di quello che è un progetto che contempla 4.500 bambini nel settore giovanile con le società di collaborazione e una squadra femminile che adora... Una squadra femminile di tutto rispetto, esatto, no? Ci sta dando soddisfazione, ha vinto per la prima volta nella storia della Reyer una lega adriatica, una competizione europea e quindi è un dato di fatto importante. E ora tra poco inizierà questi play-off che sono dove potrebbe giocare un ruolo da protagonista. Quindi diciamo quest'anno è questo di ritornare con questa grande intensità, con questa grande voglia da parte della gente e soprattutto aver portato entusiasmo a una città che probabilmente in questo momento qui, parlo della città di Venezia, aveva poche cose da essere entusiasta visti i problemi che ci sono, quindi la Reyer fa sì che la gente si possa rinnamorare di questa città.
So che siamo in campagna elettorale, quindi non dovremmo fare riferimento al vostro presidente, che tra l'altro pochi giorni fa è proprio sceso in campo come candidato sindaco di Venezia, ma a proposito di una delle ultime partite della scorsa stagione, di fronte anche al disappunto dei tifosi, mi pare che Luigi Brugnaro fece una dichiarazione anche molto forte, no? Minacciando addirittura di andarsene, ma soprattutto evidenziando come non si può sempre gridare in maniera inconsulta, ma bisogna dare anche carica. Quanto l'entusiasmo, alle volte anche parossistico, del presidente è fondamentale per fare squadra, per fare spogliatoio, del presidente e della dirigenza, ovviamente. Sì, io penso che il presidente interpreti veramente la parte di amore che ha per la città, anche quella sua scesa in campo, ma soprattutto per quanto riguarda la Reyer è una persona presente, ecco, diciamo che nel bene, nel male, nelle vittorie e sconfitte c'è sempre, ci ha messo sempre la faccia e la voglia di essere presente, anche con i suoi molteplici impegni. Il fatto dell'anno scorso del tifo era perché lui gradisce il tifo, sì, ma a favore delle squadre, non contro gli altri, quindi ha apprezzato il fatto di tifare, di essere, tra virgolette, a favore di qualcuno, ma non contro qualcuno, e questo era il motivo della sua iniziale, insomma, non era molto felice. Ha segnato, ha fatto notizia, sì, forse certo. Ha scosso anche perché la mentalità è una mentalità più anglosassone, quella dove il tifo è a favore e non contro, e la nostra è un pochino più, diciamo, si cerca un po' di sugli spottò. Si dice sempre che il Taglier, c'è un bel palasport, è stato risistemato, però è sempre un palasport di dimensioni contenute, avete dei giocatori sia che hanno militato negli States, ma che sono abituati a palazzetti con 20.000 persone a fronte delle 3.500 che ci stanno al Tagliercio. Purtroppo è una struttura, un impianto un po' stretto? Beh, adesso sì, perché è un impianto che è stato rimodernato, riaggiustato, veramente rimesso come un gioiellino, però il problema grande è la capienza. 3.509 posti adesso sono un po' insufficienti per quanto è la richiesta da parte della città, che come prima si ricordava non è solo la Reyer della città di Venezia o di Mestre, è l'idea di una città metropolitana, come spesso il nostro presidente ama definirla, è la società di tutti, una squadra di tutti, dove tutti i tifosi di questa grande città devono essere partecipi, però deve avere la possibilità di farli entrare, questo è un po' un problema. Beh, ci sono stati dei risultati, anche parecchie vittorie consecutive che ne hanno fatto un vanto sportivo del Veneto, perché livelli così elevati non ci sono squadre in altre discipline sportive in questo momento che possano, anche il tanto amato calcio in questo momento non è in posizione di classifica come invece può essere la Reyer. C'è stato un momento che il Veneto, come per la pallacanestro, nel momento della stagione aveva l'Umana Reyer, prima in Lega A, la squadra di Verona prima in Gold e la squadra di Treviso prima in Silver, quindi è stato un momento che il basket veneto aveva veramente il credito da parte di tutta la città e tutta la nazione. Adesso io vorrei fare la domanda a Federico Casarin, ex giocatore che ha giocato anche nel Treviso, e qual è lo stato di salute del basket nazionale e del basket veneto? Lei appunto prima citava queste tre squadre e anche la compagine femminile, perché dopo la grande tradizione trevigiana, dopo la Reyer che ha sempre militato bene ma purtroppo ha avuto una serie di disavventure che non dipendevano dal campo di gioco? Il basket sta ritornando perché c'è voglia, ci sono imprenditori, tra i quali il nostro presidente, Armani, il presidente di Reggio Emilia Landi, che hanno voglia di investire. È chiaro che si deve partire, e noi abbiamo cominciato 9 anni fa partendo dal settore giovanile. Io penso che il settore giovanile non sia solo per poter sfornare, come si suol dire, i campioni, che possono essere gli atleti che giocano adesso alla Reyer, i Gallinari, i Bellinelli, i giocatori di NBA, ma sia anche un modo e anche una costruzione per creare delle persone che saranno i cittadini di domani. Quindi la pallacanestro e lo sport in generale, i vivai in generale hanno anche questo valore. Quindi penso che se si riparta da lì, si può ripartire da lì e si può ricrescere da lì. Ora abbiamo grandi campioni che giocano dall'altra parte, che torneranno a giocare questi europei, e cercheremo di far bene perché è importante, anche poi la nazionale è fondamentale, però io penso che alla base di tutto sia il lavoro fatto nei giovani per la costruzione, sia femminile che maschile chiaramente. Nel basket c'è ancora il concetto di fair play sportivo che magari un po' nel calcio si è perso, fair play del rugby, cioè può essere anche uno sport che sta riacquistando ruolo e posizione proprio in questa visione anche aggregativa di autodisciplina generale. È un interesse diverso, ci sono due tipi di fair play, quello finanziario chiaramente non è paragonabile al calcio per ovvie ragioni. È un bene o un male questo? Bisogna vedere, nel senso che il calcio ha grandi interessi che non sono solo televisivi ma sono anche
di altra natura e quindi è il primo sport in Italia, ma è forse considerato dei primi sport nel mondo per quanto riguarda l'interesse globale. Nella pallacanestro italiana si sta cercando di ritornare al passato, dove chiaramente gli investitori e gli investimenti erano importanti. Io penso che la strada giusta sia quella di fare le cose in maniera corretta, come si cerca di fare, come anche la nuova dirigenza non solo nazionale ma anche la federazione sta con il presidente nuovo Petrucci, sta cercando di mettere basi importanti perché questo movimento, questa pallacanestro che è il secondo sport in Italia, torni ad essere ancora di più di quello che è ultimamente. Ovvio che la Reyer con le premesse di quest'anno insomma punta ai massimi risultati. Parlare di scudetto fa dei gesti apotropaici. No, ma è chiaro che è un obiettivo. Mi ricordo 9 anni fa quando ho iniziato questo progetto nel 2006 col presidente, eravamo in B2, quindi si parla di tanti anni fa, ma di veramente tante anche situazioni diverse. Si parlava di costruire qualcosa di vincente. L'obiettivo nostro è quello di arrivare prima o poi con pazienza, con voglia, con desiderio, con attenzione a raggiungere questi obiettivi che sono importanti perché sono la base di tutto quello che è nato 9 anni fa. Non sarà facile, ci proveremo anche quest'anno, come ci abbiamo provato anche l'anno scorso, anche se una stagione è stata negativa. È chiaro che ci sono gli avversari, ma io penso che la squadra abbia le qualità e le possibilità di difendere questi colori fino alla fine. In bocca al lupo, noi ovviamente tifiamo Reyer. Subito dopo la pubblicità incontriamo Thomas Ress e Benjamin Ortner. A tra pochissimo, grazie.